Eccoci qua, siamo giunti alla conclusione dell'anno scolastico con l'inaugurazione della scalinata della legalità. Oggi commemoriamo il trentennale della strage di Capaci e la memoria della morte del giudice Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morvillo. La scalinata della legalità è stata realizzata da docenti referenti del progetto sulla legalità, la professoressa Sciuto Chiara e la professoressa Santa Nicotra, coadiuvate da un gruppo di alunni dell'Istituto Carlo Gemellaro. La scalinata, troviamo nella scalinata incisi i nomi di personaggi ancora che combattono per la mafia, altri che non sono purtroppo più fra di noi, che hanno combattuto e che hanno attraverso la parola abbattuto il muro del silenzio con la parola, quella giusta, quella corretta, quella parola potente e che ha proprio scardinato questo muro del silenzio, dell'omertà. Troviamo incisi uomini delle istituzioni, scrittori, giornalisti, anche semplici cittadini. La scalinata della legalità rappresenta la fine di un percorso di educazione alla legalità che la scuola Gemellaro ha realizzato nel corso di quest'anno scolastico col contributo di associazioni di volontariato, associazioni del territorio non solo, e che ha visto coinvolti i nostri alunni. Ed è anche il frutto di un laboratorio di analisi, di riflessioni, spunti, dibattiti che gli studenti all'interno delle proprie classi hanno realizzato con i propri docenti, rendendoli consapevoli del fatto dell'impegno e del quanto è necessario lavorare difficile in questo territorio in cui noi operiamo. Il nostro Dipartimento di Educazione Civica ha fatto abitare la scuola ai nostri alunni, nel senso che li ha resi consapevoli del ruolo del docente che non si limita solamente ad insegnare la propria disciplina, ma che il ruolo del docente è quello di educare i ragazzi alla cittadinanza attiva, al rispetto delle regole, al senso civico, al senso di condivisione, alla solidarietà. Perché è stato considerato la parola come tema dominante in questo evento molto significativo? Perché la parola è un'arma potentissima, è uno strumento di lotta. La parola di un collaboratore di giustizia, di un giornalista, la parola di un magistrato, la parola di un imprenditore che denuncia i propri estorsori, è la parola di chi sta dalla parte giusta. Oggi i ragazzi dell'istituto coinvolti nelle varie classi ricorderanno e rappresenteranno questi personaggi incisi nella scalinata con una poesia, con una canzone, con un monologo, grazie al lavoro che i loro docenti hanno svolto nelle proprie classi, sensibilizzando gli alunni al tema della legalità. La scuola Gemellaro che dirigo da 4 anni è una scuola che è stata molto sensibile a questa tematica. Abbiamo messo in atto in questi lunghi anni progetti sulla legalità, progetti di educazione civica, progetti e concorsi che hanno proprio sensibilizzato i ragazzi al senso civico, è tema dominante della giornata di oggi.